Raffaele Padrone, segretario UGL Polizia Sicurezza. Glielo dica lei dopo al prefetto che la faccia in prefettura, ma non a me. Glielo dica lei dopo parlerò anche con lei. Anzi, dopo di Raffaele facciamo subito sedere Elio De Anna, così, perché altrimenti bisogna essere chiari. Raffaele Padrone, lei la questione che volevo chiedere, poi ritorniamo con Elio a parlare di questa cosa di Gorizia, parliamo con Raffaele Padrone in merito alla domanda che abbiamo posto ieri, e cioè le forze dell'ordine hanno il diritto e dovere di fermare anche sparando chi forza un posto di blocco, così abbiamo percepito in tante dichiarazioni. Altri invece, ecco, questa è la domanda e questa è la risposta con l'esito, altri invece dicono no, la polizia, insomma, le forze dell'ordine non possono sparare alla cieca, insomma. La sua posizione? Io vedo che c'è ancora qualcuno, insomma, che dà credito alle forze dell'ordine, perché la risposta del 70% è una grande percentuale che manifesta la volontà di qualcuno, insomma, almeno di telespettatori che la seguono, di esserci vicino. Ma lei con questa domanda tocca un tasto che noi proprio in UGL Polizia da anni stiamo andando a denunciare. Cos'è? È la mancanza dei protocolli di intervento. Adesso al Ministero c'è da anni una commissione per questi protocolli. In teoria, in effetti, cosa succede? Che in Italia, diversamente da altri paesi europei e extraeuropei, mancano i protocolli di intervento. Significa che l'operatore che è nella strada, l'agente di polizia che è nella strada, da solo, in frazioni di secondo, di notte, con uno stato particolare di tensione, deve decidere quello che la mente in quel momento, dettata magari dall'esperienza, gli dice di fare. Questo è la gravità del fatto, e allora ci troviamo poi a essere giudicati non solo dall'amministrazione, ma penalmente, civilmente, e poi dalla stampa e dalla politica, che nulla fanno per sistemare questa situazione. Quindi questa è la vera situazione. Quindi la mancanza di questi protocolli poi rendono chiaramente il risultato che possiamo essere giudicati perché abbiamo sbagliato, non siamo mai giudicati perché abbiamo fatto giusto. Quindi non esiste oggi un protocollo di intervento, quindi tenere l'arma carica, come diceva la domanda, tenere il colpo in canna, sono tutti cose, sensazioni che vengono spiegate una volta all'interno ma non esiste. Se io vado in un quartiere dove è risaputo e dove ci sono stati conflitti a fuoco solamente per aver mostrato una paletta, io non voglio diventare martire, non voglio assolutamente che ci siano funerali di Stato con lacrime di coccodrillo, ma esco con la pistola, il mitra a colpo in canna. Poi succede quello che è successo. Io credo molto... vuol dire che è un paese burattino, ma lo si sa. Sa che adesso io mi auguro di fare lo sciopero generale, ma Renzi vi ha tirato le orecchie e vi prenderete la coda, e ve la metterete ma le gambe. Ma il problema è che noi siamo il problema è che continuiamo a essere giudicati per quello che facciamo, e siccome non esiste una regola, e questo è il problema, perché se esistesse questo tipo di regola, io andrei lì in questo sistema. Questo collega è inciampato, se aveva il colpo in canna, è già successo che tra colleghi si sono sparati. Perché? Perché avendo il colpo in canna, avendo il ditino sul grilletto, caduto, ed è partito il colpo. Basta sfiorare ed è partito. Raffaele Padrone. Mi auguro solo di non trovare una aula di qualche senato intitolata a questo ragazzo. Può essere. Segretario UGL Polizia Sicurezza Friuli Venezia Giulia Padrone Raffaele, grazie.